disassate, dopo non le abbiamo Rieccoci, tutti. primo Iter Pares, appuntamento lunedì, mercoledì, ogni volta ci facciamo una pubblicità ormai ripetitiva, però siamo in diretta sulla pagina Facebook, ora abbiamo anche una telefonata, però prima vado da Elisabetta, c'è una novità dal web, Elisabetta? Ti farei vedere un video. Il weekend appena trascorso in Francia è stato il ponte dell'Ascensione, quindi molti francesi si sono riversati nelle spiagge. In particolare ti faccio vedere come hanno attrezzato questa spiaggia del sud della Francia. Vediamo la novità. C'è un sistema di prenotazione e come vedi ad ogni nucleo familiare è assegnato uno spazio delimitato da paletti e da corde. Mamma mia, sembra un campo di concentramento. Camposanto. Mamma mia, è brutto da vedere, brutto però è giusto fare così. No, ma è interessante Elisabetta, dico così, ad occhio è brutto vederlo così. Beh, piuttosto delle foto che giravano mesi fa, insomma, delle barriere in plexiglass, questa insomma passa più aria. Sì, sicuramente sì, passa più aria. Sì. Vabbè, andiamo con i messaggi, brava Elisabetta, andiamo con i messaggi. Come fa un esercente a controllare chi compra da bere da lui e poi si sposta, punto di domanda? Ci pensino le istituzioni e non i commercianti. Ecco la risposta ovviamente ai nostri ospiti, che ci vuole anche una responsabilità da parte dei commercianti. Il vero problema saranno le spiagge, in certi stabilimenti non è facile controllare gli accessi. Dovranno farlo, perché sennò. Andiamo nel prossimo. I ragazzi sono stati più bravi in tutte queste settimane, mica solo loro non stanno rispettando le distanze, è vero, ci sarà anche qualche altro e non ho dubbio su questo. E l'ultimo di questa serie, ma tutti questi posti extra in terapia intensiva saranno smantellati? Ma mi sembra di aver capito di no, e che saranno sempre lì in qualsiasi evenienza, che se succede tocchiamo ferro un altro focolaio in autunno, in inverno, la sanità è pronta ad accettare ovviamente questi pazienti che ne hanno bisogno, sperando di no ovviamente. Telefonate, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Con Angelo. Da dove? Io vorrei, da Selvazzano. Prego, signor Angelo. Vorrei dire due cole solo, non devo dire tante cose. Io vorrei ringraziare di cuore Zaia del tutto il vero Veneto che si dà da fare, comprire i dottori, comprire tutte le equipe. Ecco, lo vedrei questa persona che è squisita, semplice, ha sempre fatto bene anche al ministro dell'agricoltura quando era, ha sempre fatto tutte le cose bene. Perché non lo facciamo Presidente della Repubblica un Veneto, che abbiamo Napolitano, abbiamo Mattarella? Non si può. Le spiego subito, signor Angelo, Zaia, questa persona, signor Angelo, Zaia ha detto che non è interessato a nessun incarico nazionale, lui vuole rimanere in Veneto, è stato proposto andare segretario della Lega, è stato proposto andare al governo, lui ha detto che vuole rimanere Presidente del Veneto. Io sono convinto che lui vuole portare al termine l'autonomia, e ho già capito, lui vuole portare al termine l'autonomia perché l'autonomia sarà sul cuore. Ecco, speriamo può che sia essere vero. Va bene. Va bene. Grazie signor Angelo, ovviamente. Ovviamente sono i tantissimi consensi che ha il governatore del Veneto, non solo ovviamente nella nostra regione ma anche in tutta Italia. Allora siamo andati questa mattina perché ovviamente i Colli Ugani, specialmente Vo e tutti la parte dei Colli, lavorano soprattutto, oltre che per quanto riguarda, come diceva prima il nostro ospite, le aziende vinicole, anche nelle trattorie e nei ristoranti, e siamo andati questa mattina a sentire come è andato questo primo weekend nelle aperture di questi locali. Sentiamo. Dopo quasi 3 mesi di chiusura forzata, la ristorazione di Vo ha vissuto un primo weekend di attività. Tra chi aspettava con trepidazione questa ripresa, agriturismi e osterie tipiche del circondario, vera forza economica e sociale del territorio. Per loro gran parte della stagione più redditizia è purtroppo stata compromessa, ma l'aver ripreso con buoni incassi ha dato un segnale di incoraggiamento. Ci sono stati più clienti al di sopra delle nostre aspettative. Tanti amici, tanti vecchi clienti storici che hanno voluto ritornare sui colli, sono venuti a trovarci. È stato anche un po' emozionante perché rivedere persone dopo 3 mesi di chiusura veramente è stato un po' un momento emozionante. Un clima di festa e anche di gioia di rivedersi. Noi abbiamo fatto un centinaio di coperti, chiaramente sformati nel fine settimana. Ovvio che non è il ritmo che c'era una volta, però diciamo è una buona partenza. Abbiamo lavorato abbastanza bene ieri e anche sabato
sabato sera, principalmente. Durante la settimana è ancora un po' una situazione un po' di calma, pensando anche come siamo arrivati in questo periodo, l'attività che è sempre stata chiusa fino ad ora, piuttosto di niente, ci accontentiamo anche di quello che abbiamo avuto in questi giorni. Naturalmente i numeri sono calati proprio, speriamo di ritornare piano piano come erano prima. Adesso, anche se c'è la distanza, va bene anche così per la clientela che arriva. Gli agriturismi sui colli hanno ricominciato a lavorare, ma certo, perché la situazione torni ai livelli normali anche qui in paese a Vo ci vorrà molto tempo. È stato carino, vedi ciclisti, motociclisti, vedi la gente che insomma ha voglia di stare un po' in compagnia, anche se con le dovute attenzioni, però vedi che hanno voglia di leggerezza, di lasciare, se è possibile, per quanto possibile, un po' questo virus un po' alle spalle, almeno per il momento. In paese c'è anche chi però ha preferito ritardare l'apertura per adattarsi al nuovo modo di fare ristorazione. Pulizia profonda degli ambienti e distanziamento sono le regole più basilari per chi vuole riaprire, ma se l'obiettivo è far quadrare i bilanci può volerci qualche giorno in più per capire quale strategia sia la più corretta. Apriremo dal venerdì 29 maggio soltanto per asporto, cercheremo di capire già nel primo weekend se continuare solo per asporto o se, viste le richieste che già ci sono arrivate e ci arriveranno, riaprire la ristorazione vera e propria. Le prime telefonate che abbiamo ricevuto mi sono anche emozionato perché la gente si ricorda di quello che le hai fatto provare, delle emozioni che hanno provato, non solo del cibo buono, meno buono, ma magari della bella serata che hanno passato qua. Ecco, Sindaco, nonostante non vorrei, magari è una bella notizia tra tante negative che abbiamo sentito finora, che si riaprirà, sarà un dramma, ci vorranno 6 mesi, 7 mesi, un anno prima di riprendere, però dopo questo primo weekend, è il primo, non è ovviamente calcolabile nel ragionamento che le sto facendo, però è significativo che nei ristoranti, quelli che siamo andati questa mattina, la gente abbia iniziato a lavorare con i clienti, questo è già un lato positivo, insomma. Certo, noi ce l'auguriamo, d'altronde a quanto pare il turismo sarà molto più local, quindi ci aspettiamo insomma, che arrivino molte più persone dai paesi limitrofi, dalle zone vicine. E certo che comunque per gli agriturismi e i ristoranti di Vo, che hanno chiuso 2 settimane più di tutti gli altri, la crisi è un po' più, si è sentita di più, quindi mi auguro che non ci sia qualche azienda che non possa riaprire i prossimi giorni. questo settore? Ho idea che qualche azienda, che qualche ristorante che magari potrebbe ripensare di non aprire proprio per i motivi del distanziamento. Devo dire che a Vo però lo spazio non manca, il verde non manca e che quindi mi auguro che in realtà non ce ne sia nessuno. Poi da quelli che abbiamo visto mi sembra anche un popolo battagliero che abbia voglia, non si abbatte insomma. È molto battagliero, sì. Non si tirano indietro, ma sono sicuro che quest'estate andrà sicuramente bene. Ripeto, contiamo molto anche sul local, il fatto che le persone dopo essere rimaste chiuse in casa tutti questi mesi abbiano bisogno di verde, di aria, di spazio, a voce tutto questo, e di una buona cucina e anche un ottimo vino. Siamo stati che dal farmacista stamattina. Anche dal farmacista. Farmacista di Vo siamo stati stamattina. A uno, quanti farmacisti siete a Vo? Siamo io e mio figlio. Allora andiamo a sentirlo, va bene? Andiamo a sentirlo. Presenti anche nei momenti più bui, le farmacie hanno continuato ad essere un punto di riferimento per gli abitanti di Vo. Qui per un consiglio o anche solo una rassicurazione, le persone si sono rivolte a questi luoghi durante tutto il lockdown, quarantena compresa. Chiedevano informazioni, chiedevano rassicurazioni, volevano sapere come fare, soprattutto i primissimi giorni i telefoni erano sempre occupati, continuavano a squillare perché le persone volevano sapere come fare per andarsi a fare il tampone, dove dovevano andare, come dovevano comportarsi, quindi più una questione di informazioni, rassicurazioni e consulenza e poi ovviamente le mascherine, inizialmente neanche così tante richieste come invece in un secondo periodo, gel disinfettanti mani. In un momento così difficile per tutti, chi lavora a stretto contatto con gli abitanti e i loro bisogni ha notato qualcosa di positivo e forse inaspettato, il rafforzarsi del senso di comunità, colpiti tutti dallo stesso dramma e magari proprio da questo resi più uniti. Ho visto un paese molto unito e anche un sacco di persone che hanno aiutato, quindi associazioni anche di volontariato, gli alpini, la protezione civile,
c'è stato proprio una bella risposta, diciamo che in questa situazione negativa è uscito il meglio di molte persone, secondo me. Sindaco Martini, lei conosce tutti quelli che abbiamo intervistato, no? Visto che il paese è piccolo e mormora, no? Sì, è vero? Certo, a tutti i cittadini e anche i cittadini. Senta, in questo periodo di quello che è successo, c'è stato qualcuno che ha avuto da lei ha detto non ce la faccio più per ovvi motivi, sotto un profilo psicologico? Sì. È venuto a chiederle, mi dia una mano perché sono al limite della sopportazione. È successo. E se sì, cosa ha fatto per... È successo la prima cosa, l'assistente sociale che ha preso in mano poi la situazione. Abbiamo avuto anche nelle settimane di chiusura una psicologa che si è resa disponibile, che era proprio dentro, chiusa con noi all'interno del comune, che lei lavora a Padova, però si è messa a disposizione ed ha avuto diverse persone, soprattutto ragazzi giovani all'età dai 13, 14, 16, 17 anni, e è stato un ottimo aiuto, diciamo, a queste persone, a queste ragazze che avevano Ha dormito bisogno. la notte in quel periodo, Sindaco? Sì, io dormo. In quel periodo lì difficile. Dormo, no, io crollo, no, ma crollo. Ah, perché crolla dal... Sì, crollo. Cioè, intendevo dire dormire nel senso della tensione, di avere un paese al centro dell'attenzione, di un paese che era passato da tutti come il paese degli infettati, degli impestati, lo definisca come Ero meglio. preoccupatissimo di giorno, attivissimo di giorno, ripeto, ricordo che nella mia farmacia avevo tre dottoresse che erano in quarantena fiduciaria a casa propria, anche se negative, sono state messe in quarantena fiduciaria e non sono riuscito a trovare nessun'altra dottoressa che potesse venire a darmi una mano, per cui avevamo questo stress per dover mantenere un servizio che era essenziale, tant'è che i primi giorni sono mancati anche i medici base, che poi sono stati prontamente messi a disposizione dall'ordine dei medici, e che ringrazio anche l'ordine di medici per questo lavoro importante che ha fatto, ma c'era questo stress dovuto al fatto di avere delle cose importanti da fare in comune, ripeto, dove mancare il mio vice sindaco in quanto è ricoverato per Covid pure lui, abbiamo avuto questa diciamo, esperienza dura da affrontare. Prima nelle persone che abbiamo intervistato la signorina, una dell'ultima o la penultima, non ricordo, ha detto questo virus ci ha fatto maturare, ha maturato tutto il paese. Sì. Cosa intendeva dire? Che ha maturato, che ha più senso civico, cosa voleva dire? Si è ritrovato un valore del sociale, da stare insieme, dell'aiutarsi, ho avuto tantissime richieste di amicizia, richieste di disponibilità per mettersi a disposizione per fare dei lavori socialmente utili, quelli che servono, ma dirò di più, avevamo il gruppo Alpini di Teolovò, che quindi avevamo una dozzina di alpini disponibili che hanno veramente fatto di tutto. Hanno organizzato la consegna a casa di generi alimentari, abbiamo avuto anche, ci sono stati donati dall'importante catena alimentare 2 camion di derrate alimentari, quindi la distribuzione delle derrate presso le famiglie bisognose che avevano bisogno. L'organizzazione stessa di tamponi, delle 3 serie di tamponi, vuol dire portare 3.000 persone a Vo, 1.000 persone al giorno circa a fare i tamponi. Ha bisogno di un'organizzazione importantissima. Avevamo almeno una trentina di persone impegnate per 3 giorni consecutivi, dalla mattina alla sera, e quindi anche con i turni, quindi parliamo di protezione civile, il gruppo Alpini Teolovò, poi parliamo anche di altre... sappiamo Avevo anche... mai pensato, sindaco, lei sindaco di un paesetto un po' sconosciuto, insomma, perché tale era, tranne per chi ci abita qui ovviamente, che diventasse l'epicentro del mondo, perché quello è diventato, come diceva prima un nostro ospite in America, conoscono Vo, e in Inghilterra le garantisco che sono stato conoscono Vo, insomma, che prima era sconosciuto, ecco, a un certo punto è diventato il centro dell'attenzione mondiale. È cambiato qualcosa in lei? Ha visto persone che seguivano Vo come prima non l'avevano mai fatto, ha visto un interesse al di sopra di quello che lei pensava, ecco. Sì, se è cambiato qualcosa in me mi ha fatto invecchiare e perdere 5 anni nei 3 mesi, questo sicuramente. Per quanto riguarda l'attenzione su Vo, l'attenzione di Vo su Vo c'è ancora, e adesso quindi vedremo un attimo a livello turistico di far conoscere alle persone che vorranno visitare Vo come siamo veramente. Siamo quello che abbiamo dimostrato queste settimane, questi mesi. Si è mai arrabbiato con qualcuno in questo periodo? Sì. Perché?
perché non rispettavano quelle semplici norme imposte, che sono norme talmente semplici, e quindi con disprezzo. Andavo su tutte le furie, insomma. Ogni tanto mi capita. Ogni tanto ci vuole. Noi siamo andati con la gente, tra la gente, siamo andati a sentire un po' cosa pensano di questo momento di Vo e il nostro Maurizio Colombo, vediamo. È lento il ritorno alla normalità per gli abitanti di Vo, lo è particolarmente perché lo scotto di quanto vissuto ha lasciato un segno che sarà difficile dimenticare. Al momento, in ogni caso, prudenza e attenzione sono d'obbligo e anche dopo i primi giorni di quasi totale libertà, le persone non perdono di vista l'importanza di rispettare le norme anticontagio, godendo però delle possibilità ritrovate. Ho visto parecchia gente in giro, sui colli sicuramente ci si è mossi, mi sembra che ci siano comunque rispettate le regole, nel senso che passeggiate, ristoranti c'erano, però ho visto la gente disponibile, insomma, e mascherine ne ho viste parecchie. È stato bello vedere già un po' di movimento. Io in queste zone comunque ho visto che la gente comunque è mascherina, dovute precauzioni, e questo ci fa ben sperare, insomma, dai. Si vive un'atmosfera di più tranquillità e questo qua è stato un weekend molto più rilassato rispetto agli altri sicuramente, anche perché visti i numeri che ci sono adesso siamo anche molto più tranquilli. C'è voglia di ricominciare, c'è un po' di diffidenza, soprattutto si è notata magari a livello di ristorazione, agriturismi eccetera, che c'è ancora qualche titubanza, però tutte le attività anche a livello di bar si sono attrezzate nella maniera positiva e ci vorrà un po' di tempo, qualche settimana per tornare, diciamo, a una un più possibile a una normalità. Sicuramente la situazione non è più semplice, però penso che dobbiamo armarci di buona volontà e pazienza e rialzarci. Speriamo che i signori di Roma ci diano una mano di più di quello che stanno facendo, perché siamo con l'acqua alla gola, specialmente tutti i miei colleghi benzinai, siamo tutti con l'acqua alla gola. E quindi tranne l'ultimo però c'è abbastanza fiducia. Magnifico Rettore, avete molte sedi staccate voi dell'Università del Padova, magari pensate di fare una piccola sede che a voi ormai non serve. Ormai siamo di casa. Ormai è un laboratorio ormai. Ormai è un laboratorio davvero. Aspettiamo quello per i gatti. Presidente, la provincia cosa ha fatto per voi? La provincia ha coordinato alcuni ragionamenti assieme alle altre istituzioni. La chiusura, per esempio, con prefettura nel tavolo istituzionale era presente la provincia, poi laddove c'è stato bisogno col proprio personale o con le proprie possibilità la provincia è intervenuta in queste dinamiche di quei giorni là e adesso c'è la fase post-emergenza sanitaria che dobbiamo veramente tentare di riorganizzare. Perché oggi abbiamo una grossa opportunità, quella del rilancio di quella zona, il rilancio economico. Passata l'emergenza sanitaria tutti quanti, anche gli intervenuti da Vo, hanno detto aspettiamo la ripresa economica e quindi su questo la provincia deve giocare assieme a tutte le altre istituzioni, dalla regione al governo deve giocare il proprio ruolo. Ecco, abbiamo una straordinaria occasione, passare dalla difficoltà all'opportunità e dobbiamo oggi far sì che Vo e tutti i coniugani facciano tesoro di questa difficoltà per presentarsi al mondo. È una zona del territorio che non ha niente da invidiare alle altre zone d'Italia. C'è la Toscana, bellissima Toscana. Ma Vo non ha niente da invidiare la Toscana per chi vuole andare anche in ferie. No, ma poi l'Italia è tutta bella, Vo sicuramente fa parte dell'Italia, quindi è bello. Ho un pensiero positivo, Bisato, ed è questo, poi voglio sentire che è il Magnifico Rettore. Allora, tutti hanno detto, dopo ovviamente il problema sanitario, che è il problema più urgente, diventerà un problema finanziario, economico, ci sarà una pandemia economica, dunque ci sarà il disastro. Ho una sensazione che questo non succederà, perché noi italiani siamo anche un popolo, tra mille difficoltà, anche un po' miracoloso, un popolo che si dà da fare, laborioso, che si ingegna, abbiamo visto anche questa sera. E ho la strana sensazione, e spero di non sbagliarmi, che non sarà tutto sommato proprio un disastro come sento dire da più parti. Sbaglio in questo ragionamento oppure sarà un disastro? Economico parlo,
Ma guardi, io non riesco adesso a prefigurare quello che succederà a settembre-ottobre. Devo dire che un po' sentendo le interviste, un po' sentendo anche i ragionamenti, il fatto che questa domenica in quei ristoranti ci siano state persone, probabilmente è anche una conseguenza diretta di quello che ci siamo detti qui stasera, cioè che l'uomo è un animale sociale che ha bisogno di stare in mezzo agli altri. Quindi è vero che siamo stati bloccati a casa, però abbiamo bisogno di relazionarci con le obiettive protezioni, ma quindi se riparte, quindi torno alla domanda, se riparte almeno il mercato interno, che è fatto di tante sfaccettature, è fatta del ristorante che riparte, del tagliarsi i capelli, io penso che ognuno di noi debba ricominciare a fare, se ne ha la possibilità, quello che faceva prima. Perché quello è un pezzo di economia. Allora esiste la macroeconomia e la microeconomia. Nella microeconomia noi possiamo far molto. Non so se questo basterà a rivoltare il verso della macroeconomia, perché obiettivamente i segnali potrebbero essere in controtendenza e ci sono segnali foschi, perché chi lavora in una grande azienda e quell'azienda non ha produzione, non ha ordini, si prefigura un momento di difficoltà magari settembre-ottobre. E sapendo che lo Stato può garantirti la cassa integrazione per un po' di mesi e poi comincia il dubbio e il rischio, però noi possiamo riniziare a fare un pezzo di economia, che è quello di andare al ristorante. Le faccio la domanda di nuovo, non so se ho dato risposta, ma sono fiducioso, io sono fiducioso. Lei, Magnificatore, è fiducioso nel ragionamento che le ho fatto, cioè nel dire che si vedeva un futuro nero, nebuloso, triste, invece mi dà l'impressione che qualcosa proprio così non sia, con tutte le difficoltà del caso ovviamente. Ma io sono fiducioso perché credo che abbiamo riscoperto di essere un popolo unito e coeso. È stato il più grande shock che abbiamo vissuto, che la nostra generazione ha vissuto. Non c'è crisi economica del passato paragonabile a questa, che era una crisi sanitaria, quindi la paura per la nostra salute unita a tutti gli altri aspetti economici, con un evento drammatico come il lockdown. E io credo che in questo momento abbiamo riscoperto il valore di essere comunità e credo che usciamo da questo con una grande grinta, con una grande voglia. È chiaro che c'è una difficoltà economica, commentavamo prima col sindaco, 2 mesi di chiusura in primavera, quando ripartono le attività, quando i locali di solito cominciano ad avere la gente che va a mangiare fuori, sono un buco importante. Però credo che ci sia in questo momento una grande voglia di ripartire, un grande senso di coesione nel Paese. Se noi capitalizziamo questo, io credo che avremo non la L, ma come ci auguriamo una V, quindi un calo, ma poi la risalita veloce. Senta, mi corregga se le faccio una domanda che non è giusta. Io ho visto, come non avevo mai visto, non sono più di giovane età, però un'unità di intenti fra l'Università di Padova e la Regione Veneto. Ho visto una collaborazione davvero al di sopra di ogni sospetto, da quello che ho potuto vedere io, ovviamente non conosco i piccoli dettagli, le piccole, perché ovviamente non tutto è oro quel che luccica, però ho visto una collaborazione straordinaria. Sarà di aiuto per l'Università di Padova questo? Sicuramente sì, noi siamo radicati, ma siamo sempre più radicati nel nostro territorio. Penso a tutte le iniziative che abbiamo avuto nel recente passato, le reti con le imprese, le reti della regione che ha messo insieme tutto questo. Certamente questo momento di crisi in cui ci siamo trovati gomito a gomito a lavorare insieme per una risoluzione in un momento realmente drammatico, credo che ci ha dato ancora più forza nella collaborazione. Io sono convinto che questa comunanza con le istituzioni, noi ci sentiamo parte del nostro territorio, una parte, e quindi rispondiamo alle istituzioni pubbliche, vogliamo essere di servizio. Senta, Magnificatore, faccio un'altra domanda perché ovviamente averlo ospite è anche occasione per fargliela. Si è lottato per l'ospedale di Padova, non si fa, ormai sono 30 anni che si gioca su questo ospedale. A un certo punto viene firmato da parte di tutti che questo ospedale verrà fatto. Inizialmente la sanità aveva ridotto, ovviamente da Roma aveva ridotto il personale, gli infermieri, i medici e tant'altro. Dopo questo virus mi sembra che si sia rivoltato ovviamente la medaglia.
Le due domande che le faccio, uno è un bene ovviamente per la sanità, la seconda, si diminuiranno i tempi di costruzione di questo ospedale e di tutto quello che riguarda la sanità in virtù di quello che è successo, perché i tempi sono 12 anni, 13 anni, 11 anni, ecco, visto che il ponte di Genova l'hanno fatto in un anno, per via di quello che è successo, può esserci questo miracolo che la burocrazia venga messa da parte e che l'ospedale di Padova, che è un po' anche universitario, verrà costruito prima? Secondo lei, Ma io mi auguro, questo è un tema generale che riguarda l'ospedale di Padova, ma che riguarda, come abbiamo detto, il Paese. Se la volontà di superare tutti gli inghippi burocratici, capire che non è attraverso normative su normative su normative che si costruisce un'etica, ma è attraverso la responsabilità del lavoro, diventa un impegno preciso, e quindi non parliamo tutti contro la burocrazia, ma diciamo questo si può togliere, questo si può togliere, questo si può togliere con atti concreti. Io credo che ne beneficerà l'ospedale di Padova, ma ne beneficerà in generale il nostro Paese. Per quanto riguarda l'ospedale, io credo che questa drammatica crisi sanitaria ci ha detto ancora una volta quanto importanti sono gli ospedali, quanto è importante il territorio, ma quanto è importante avere, a volte si diceva ma i grandi ospedali sono superati. L'esperienza ci ha dimostrato che i grandi ospedali servono le rianimazioni, servono le terapie semi-intensive, servono i reparti. Magnifico Rettore, mi trovo perfettamente d'accordo. Quindi noi ci dobbiamo preparare ad avere una sanità che sia in grado di fronteggiare le emergenze. Adesso stia attento, mi domando alla politica questo, no? Perché la politica in generale ultimamente, non prendo una parte politica, la prendo in generale, ha detto beh c'è una spesa superflua per quanto riguarda la sanità, bisogna ridurre i costi, ridurre di qua, ridurre di là, ci sono regioni che sprecano, insomma un bel casotto, togliamo tutto, via meno medici, li mandiamo di qua. Oggi si accorgono miracolosamente che la sanità è la cosa primaria che ha bisogno uno Stato. Mi domando, c'è bisogno di morire prima di fare la strada con i guardarai? No, no, guardi, lei ha perfettamente ragione, anche se una domanda del genere meriterebbe una serata, perché la semplificazione... Io gliela faccio in maniera comprensibile. No, ma ragiono su due semplificazioni delle volte mi dicono, mi scusi Bisato, faccio le domande semplici, se vuole la faccio più complicata, però... Ma io non sto contestando la domanda, io sto dicendo che è una domanda talmente significativa che merita un ragionamento, che parte da due mie semplificazioni, che sono sulla base di quello che l'opinione pubblica in genere assorbe, ossia le due possono essere: a fronte di quello che è successo, servirebbe un sistema nazionale della sanità, prima assunto. Il secondo, è meglio regionalizzata. Il nostro sistema è già adesso un mix, perché il fondo è nazionale, ma viene trasferito alle regioni che utilizzano quelle risorse come meglio credono, sulla base di un sistema di cornice che si chiama LEA, sono i livelli essenziali di assistenza. Cioè un'operazione fatta a Padova deve avere lo stesso livello fatto a Reggio Calabria. Adesso anche qua io ho un po' banalizzato, ma è per spiegare. Cercato di far capire, sì. È vero che in maniera assoluta sono state tagliate nel corso degli anni da tutti i governi le risorse per la sanità, ma è altrettanto vero che in realtà si tentava di togliere quelle che erano le storture dei sistemi che erano regionalizzati. Per questo sono partito dalle due semplificazioni. Non so se questo a dire... Anche questo è discutibile, Bisato. No, nel senso che... No, guardi che i nostri sistemi sanitari, non riguarda il nostro, prevedevano d'imperio da parte dello Stato che ci fosse un addizionale e dei commissariamenti qualora si ritenesse che quelle sanità non funzionavano e non erano efficienti, quindi drenavano impropriamente delle risorse. Quindi il ragionamento non era tagliare risorse, ma spendere bene. E allora, e così vengo, e mi spiace che non ci sia l'assessore perché avevo in mente di metterlo sul tavolo anche come ragionamento in positivo. Non ne veniamo più fuori. No, ma era in positivo. Guardi, siccome ero partito dall'assunto del territorio, la seconda S, io dico che la Regione del Veneto, a fronte della riforma fatta ormai 4 anni fa, e siccome sarà abbastanza chiaro che rigoverneranno la Regione, quindi vedete quanta onestà intellettuale sto mettendo in questo momento sul campo, io penso che debba ripensare quella riforma, perché quella riforma fatta in Veneto, aveva un punto di discrimine forte e positivo, ossia centralizzava gli acquisti.
creando un'azienda oltre le aziende sociosanitarie che si chiama Azienda Zero, per fare acquisti centralizzati, per comprare i pasti per tutti. Abbiamo visto che c'è stato qualche problemino su questo, ma ci può stare. Se però tu lì spingi, e noi sindaci ne siamo testimoni, per rendere troppo sanitario l'aspetto, omettendo la seconda S che è il territorio, il sociosanitario, io penso che su quell'aspetto bisogna tornarci sopra, perché è di tutta evidenza quello che è successo, che serve anche e soprattutto la seconda gamba del sistema. Certo. Quindi vede che sto dicendo che il nostro sistema ha speso meglio degli altri, ma può far meglio. La seconda gamba che qua nel Veneto c'è. Che in parte c'è, Sindaco, che in parte ci hanno tolto, perché guarda, e non è polemica, è dialettica, tu ricorderai bene che tutti noi, al di là delle appartenenze, ci siamo imposti quasi che mantenessero il ruolo del direttore sociosanitario, che era tolto dalla riforma sanitaria, che è il ponte tra noi e l'ospedale, che è il ponte tra noi, il medico di base e l'ospedale, che è stata la salvezza del nostro sistema. Grandi decisioni sociopolitiche, quindi anche il decisore politico ha preso decisioni giuste, ha interagito correttamente con terze parti del sistema, che in questo caso autonomamente, tipo l'università, hanno preso decisioni che se fossero state da filiera probabilmente non sarebbero state in controtendenza rispetto a quello che decideva la filiera regionale sociosanitaria, per stessa missione anche dell'assessore regionale. Quindi capite che io sto dicendo, è probabilmente la miglior sanità di questo paese, lo è sicuramente, perché la prima, che era considerata la migliore, che è la sanità lombarda, era troppo schiacciata sul privato. Mentre noi mantenevamo e manteniamo un sistema anche se ancora c'era la pubblico. tentazione un attimino prima di questa cosa ed è la riforma che ho detto io, era quella riforma lì, a fine corsa avrebbe portato a una privatizzazione del sistema. Io mi domando che il nostro paese ha bisogno di sanità, ha bisogno di insegnanti e mancavano insegnanti, mancavano medici, risorse pubbliche mancava quello che è la cultura di base di una nazione. Noi eravamo senza insegnanti e senza medici a un certo punto, ed è stato bravo il magnifico rettore che, quando, lo ripeto, all'inizio della sua avventura come rettore ha detto: io voglio riportare ovviamente quelli più importanti che sono all'estero, e tra l'altro Crisanti è uno di questi. D'accordo in chiusura sul ragionamento che ha fatto Bisato? D'accordissimo sul ragionamento. Io ho un dubbio che, passata l'ondata emozionale del coronavirus, passata l'emergenza del coronavirus, ci dimentichiamo di ciò che è stato fatto e torniamo indietro, come spesso succede in Italia. Tutti paese unito nel momento dell'emergenza, e poi abbiamo ancora le baracche in Abruzzo, abbiamo ancora speriamo che cambi qualcosa, nei paesi terremotati i problemi, che non succeda anche adesso nella sanità, che veramente quel percorso che si sta facendo piano piano anche nel Veneto di togliere la seconda S venga poi portato a compimento. A buon fine, Oggi certo. abbiamo visto che questa sanità ha retto. Merito a tutti, però manteniamola anche nel periodo di pace. D'accordo, credo sia un segnale, un ragionamento che non abbia nessun dubbio e che venga preso in considerazione da chi ne ha il potere per poterlo fare. Sindaco, abbiamo fatto una puntata dedicata a voi, ne sono felice, mi auguro che ovviamente sia servita e che i nostri ascoltatori abbiano conosciuto, chi non lo conosceva, questo bel paesino. Adesso lei, come all'inizio della puntata, la telecamera puntata, chiude lei questa puntata, se vuole dire qualcosa ai suoi concittadini che non ha mai detto, magari visto che qui li può prendere tutti, ha la possibilità di farlo. Prego. Solo ai miei concittadini, ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine in questi giorni durissimi per voi e anche per tutta la nazione. Cominciare dai miei assessori consiglieri, al personale, si parla a volte male del personale, tutto il personale del mio comune e del mio municipio è stato esemplare, e tutte le istituzioni che hanno poi partecipato a questa grande macchina che ha dimostrato di funzionare in modo egregio. Quindi è il risultato di una squadra, di più squadre che hanno saputo interagire tra di loro in modo esemplare e che hanno dato un risultato che è emerso. Quindi ci sono delle capacità
molto, molto elevate e notevoli che sanno soprattutto interagire e incastrarsi in modo completo in questa complessa azione che è stata quella del controllo del Covid qua nel Veneto. Grazie al magnifico rettore Rosario Rizzuto di essere stato con noi, è davvero sempre un piacere averlo ospite. Grazie al sindaco di Vo Giuliano Martini, grazie al presidente della provincia di Padova Fabio Bui e a Luigi Alessandro Bisato. Devo guardare solo perché anche due nomi, lei, Luigi Alessandro Bisato, segretario regionale del Partito Democratico, nonché sindaco di Noventa. Grazie Elisabetta Corazza. Grazie a te Giorgio, grazie ai nostri ospiti, grazie a chi ci ha seguito da casa. Qui do appuntamento a mercoledì prossimo per una nuova puntata di Primus Inter Pares che verterà sempre sul coronavirus e sulle ripercussioni su dei settori specifici. Grazie Elisabetta, dunque grazie anche a Denis e a Claudio e Marco Gia. Grazie Denis. Grazie, buona serata anche da parte mia. E ricordo domani 12:30 telegiornale, collegamento con la protezione civile dove ovviamente il governatore Zaia farà il punto della giornata. Buonanotte a tutti, grazie a tutti. Questo programma è stato offerto da Despar, Eurospar, Interspar, da 60 anni, il valore della scelta.